Buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 24esima giornata della Serie A della Lega Calcio 8. Si affrontano oggi Venere in bikini e Lazio Calcio 8. Ecco Anello che attacca per i suoi convergendo verso il centro. C'è l'assist per Princigalli che stoppa il sinistro all'incrocio dei pali. Non ci pensa due volte, collo interno all'incrocio. 1-0 per la Venere. I verdi adesso impostano, invece va dietro con Princigalli, attenzione al suo break, salta due uomini, il sinistro, deviato, poi ancora lui e Borsci con la solita deviazione sotto porta, il capocannoniere raddoppia per la Venere in bikini, 2-0. La Lazio Calcio 8 si affida a Bettinelli per la reazione, vediamo il suo palleggio, riesce a proteggere bene il pallone, il sinistro di Bettinelli, stupendo, l'1-2 della Lazio, Bettinelli prima palleggia, poi fulmina o para. Corner per la Venere in bikini, palla lunga, c'è la sponda e Princigalli sulla sponda di Borsci che gli restituisce il favore per il 3-1 della Venere in bikini. Calcio di punizione per la Venere, sta per partire Eusepi, la sua botta, Mastro Pietro ci mette la mano. Midolo prova a tirare sui suoi adesso e avanza, il destro di Midolo traversa piena, poi la palla al limite e la Venere libera. Calcio d'angolo per la Lazio, palla appoggiata fuori a Bettinelli, altra traversa per i biancocelesti. La Venere in bikini che va adesso con la Lazio un po' sbilanciata, Princigalli a destra, al lato corto, può entrare, attenzione dentro a Nico Borsci, sotto porta non sbaglia mai, da 0 metri il 4-1 della Venere in bikini, ancora sull'asse Princigalli-Borsci. Occhio a Fagioli, servito dalla media distanza, prova a liberarsi Fagioli che botta, Opara non può nulla nemmeno stavolta, il 2-4 della Lazio che all'interno di questo match non muore mai. In verticale Fagioli ancora a spingere, la reazione dei suoi, Fagioli, un altro destro, un'altra botta siderale di Fagioli, 2 gol in un minuto, 3-4, la Lazio si rifà sotto. Calcio di punizione per i biancocelesti, palla appoggiata, Bettinelli dopo la deviazione dell'arbitro trova un gol incredibile d'esterno sinistro di prima intenzione sotto la traversa, il 4-4 incredibile della Lazio Calcio 8. Eusepi prova da centrocampo, dalla palla centrata ma finisce qui. La Lazio Calcio 8 rimonta 3 gol nel secondo tempo alla seconda forza del torneo e pareggia 4-4 con la Venere in bikini. Una partita che sulla carta dovevamo vincere, sul campo l'avevamo già vinta. Come hai detto te, troppa sicurezza, anche perché davanti agli ultimi minuti potevamo fare altri 2-3 gol. Abbiamo fallito il tiro in porta più di una volta. Loro ci hanno creduto di più nel finale e alla fine è giusto che hanno pareggiato loro. Oggi è stata una partita, diciamo, di batticuore. Siamo riusciti a raggiungere all'ultimo questo pareggio. Diciamo che ci dà speranza per raggiungere i play-out. Poi loro hanno abbassato i ritmi all'ultimo e noi ci abbiamo provato e ci è andata bene.